Gian Antonio Darè, è stata sciolta la riserva, Gianluca Posocco è il candidato sindaco per la sua compagine. Sì, una giornata importante soprattutto per Gianluca Posocco, è stata sciolta la riserva, naturalmente abbiamo proposto una persona che effettivamente ha fatto 5 anni in opposizione, 5 anni da vice sindaco, quindi la persona giusta per la città di Vittorio Veneto. La scelta è ricaduta su Gianluca Posocco perché è un quarantenne con 10 anni di esperienza amministrativa e quindi è la persona giusta perché ha le energie e soprattutto idee, ed è giusto che chi ha avuto ruoli importanti come il sottoscritto che ha fatto il sindaco riproporsi sarebbe stato un errore, sarebbe stata una minestra riscaldata, e invece noi vogliamo una persona forte, nuova, generosa e soprattutto con tanta energia, perché questa città deve ritornare la città che è sempre stata, Vittorio Veneto. Da parte dei suoi nuovi avversari sono già cominciati gli attacchi, voi come risponderete in queste settimane? Ma noi risponderemo con dei programmi, con delle idee, con visione. Gli attacchi, se pensano sono attacchi così sbagliati, se poi qualcuno mi ha detto che sono Peppone e il Baffone, Peppone e Don Camillo sono state le colonne importanti del cinema italiano e per me è un onore. Che cosa augura a Gianluca Posocco? Auguro una buona campagna elettorale con serenità, con dedizione, di non perdersi d'animo, sarà sicuramente faticosa, però ha le energie, la forza e soprattutto le idee. Posocco è da sempre stato il candidato unitario indicato dal centrodestra. Eravamo su Posocco, rimaniamo su Posocco. È stata evidentemente una questione interna alla Lega l'espulsione di Tony Darè, però ripeto, il candidato era già stato definito nella figura di Posocco, che è persona fatto capace, esperta e competente. Tony Darè, insomma, per la Lega non rappresenta poco, perché insomma è la storia della Lega di Vittorio Veneto, e quindi credo che sia la scelta anche più coerente, devo dire. Sindaco, anche lei oggi alla presentazione del candidato Gianluca Posocco, un ideale passaggio di consegne? Sì, è un ideale e spero proprio un reale passaggio di consegne, perché Gianluca mi ha aiutato in questi sfortunatissimi 5 anni, perché sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo vissuto in questi 5 anni, a creare le basi per una forte rinascita di Vittorio, per dare un maggior senso, il senso che già Vittorio ha. Mi ha accompagnato, ha condiviso e, come si dice spesso per i sindaci, i primi 5 anni servono per impostare le cose, i secondi per farle. Nel caso mio vedo proprio questa continuità, perché Gianluca ha sempre condiviso tutto e quindi sarà in grado di completare quello che già è stato fortemente imbastito. Antonella Uliana, anche lei oggi alla presentazione del candidato Gianluca Posocco, perché ha deciso di continuare la strada intrapresa ormai parecchi anni fa? Ho deciso di continuare perché ho avuto modo di conoscere il candidato sindaco Gianluca Posocco in 5 anni di amministrazione. Ho avuto modo di valutare qual è il peso della persona, quali sono le sue idee, le sue capacità e qual è soprattutto il suo impegno per lo sviluppo della città di Vittorio Veneto. Quindi ho deciso convintamente di esserci, anche perché questo tipo di candidatura che nasce andando a occupare uno spazio così evidentemente di centro moderato decisamente mi appartiene.